Quarta edizione, importante, abbiamo parlato di aggregazione, parliamo sempre più di futuro. Oggi parliamo di un processo innovativo, ma quello che io mi auguro esca da questo incontro è che, osservando le aziende di eccellenza, il nostro mondo sappia assolutamente precedere il futuro. Ne va delle nostre aziende, ne va delle continuità delle nostre aziende. Fino ad oggi riusciamo a reggere abbastanza bene nonostante le mille difficoltà. Abbiamo bisogno di migliorare e sentiremo poi l'intervento della Regione che ci dirà, che ci proporrà anche qualche iniziativa, vista che è partner con noi in questo tipo di attività, convinti che innovazione, promozione e aggregazione siano punti fondamentali per le imprese. Ma viene da dire uno spunto che ho ricevuto in questi giorni. Le grandi banche fanno anche con i propri centri studi delle ricerche su come sta andando l'economia. Una in particolare mi ha colpito. E ricordate gli inizi degli anni 90, 2000, si diceva la produzione è finita, largo spazio al terziario, avanzato o meno, largo spazio alla finanza. La finanza sappiamo dove ci ha portato, non c'è bisogno di commenti. Le stiamo vivendo ancora oggi le difficoltà della finanza, di quel problema. Sul terziario, una comment, ma se non si produce non si va da nessuna parte. E le imprese crescono maggiormente, soprattutto le imprese che lavorano per le imprese, quindi i servizi, là dove c'è maggiore produzione. C'è stato un cambio importantissimo anche sul programma della Regione Veneto su questo, e mi pare l'abbia finalmente capito anche il governo Renzi. Non c'è lavoro senza impresa. Quindi se vogliono creare lavoro, devono creare impresa, devono sostenere l'impresa. L'occupazione non si fa per vocazione. L'occupazione si fa perché c'è un'impresa che ha voglia di investire, che ha voglia di crescere, che è capace di innovare e che è soprattutto capace di porsi in un mercato globale. Avete visto i dati ultimi che abbiamo pubblicato? Aumenta l'export anche nel nostro mondo e per la prima volta dopo un buon numero di anni vediamo un segno che dice 0 più. È un successo visto che prima era sempre meno. Allora teniamo l'occupazione. C'è questo segnale di 0 più che è dato, trainato soprattutto dal mercato estero. Vediamo se riusciamo a far decollare anche il mercato interno, che è quello che ci permette anche di avere qualche posizione migliore per una buona parte delle nostre imprese. Abbiamo cercato di intervenire come Confartigianato prendendosi anche qualche stralo da parte di altre categorie, ma soprattutto delle amministrazioni comunali sul piano casa, perché lo riteniamo importantissimo per un settore che per il mondo dell'artigianato significa 1/3 dei nostri soci che lavora nel sistema casa. E sapete, visto che ognuno di voi abita in un comune diverso, o quasi, sapete quanta difficoltà abbiamo dovuto far capire ai sindaci che questa operazione non è un'operazione speculativa, non è un'operazione soggetta a tangenti, ma è un'operazione che serve a far lavorare l'imprenditoria locale. Questo era il vero obiettivo di questa legge, la Regione ci ha seguito, poi qualche tentennamento sottoposto proprio dalla situazione di sindaci di città capoluogo che avevano problemi di lesa maestà su questa legge regionale. Poi qualcuno ha cominciato a capire che non è lesa maestà, ma è
un beneficio, con la stessa logica noi dobbiamo andare avanti anche sul tema di oggi. È una parola che dice moltissimo per qualcuno, pochissimi per altri, ma è l'obiettivo che invece è importante, perché il trasferimento delle tecnologie nel processo produttivo c'è. Vi dicevo prima di questa ricerca che ha fatto questo istituto bancario, che dice il mondo della filiera, il mondo dei distretti non è finito. Ma la cosa sorprendente è emersa ed è questa. Chi attua il processo di innovazione sia nel prodotto sia nel processo produttivo sono le aziende di filiera. Siccome questo noi lo stavamo sostenendo da almeno 10 anni, ma mancava il dato scientifico, adesso abbiamo anche il dato scientifico che ci dice che è questo. Vuol dire che siamo sulla strada giusta. Vuol dire che sappiamo affrontare il futuro con un po' di anticipo rispetto ad altri. Vuol dire che dobbiamo, ed ecco perché il Confartigianato Veneto oggi si trova qui, dobbiamo investire moltissimo in questo settore, ed è uno dei pochi settori dove le banche oggi sono disponibili anche a finanziare, perché oggi sono diventate tutte genovesi, scozzesi, ma è uno dei settori importanti per rilanciare l'economia nel Veneto. Noi faremo la nostra parte, anche nei confronti del mondo bancario. Non è sufficiente che ci sia uno dentro qualche consiglio per cambiare le cose, ma serve soprattutto per far capire che noi abbiamo cambiato mentalità, loro sono ancora fermi e devono cambiare mentalità, perché lo sviluppo passa anche attraverso il credito. Quindi lo sforzo nostro verso questo obiettivo sarà fondamentale. Lo sforzo vostro deve essere superiore al nostro, perché poi siete voi che traducete in concreto tutte quelle che sono le possibilità nella filiera, ma anche nella possibile aggregazione, soluzioni che possono portare a risultati. Recentemente è stata creata anche la categoria dell'ICT, ossia tutto quello che riguarda questo comparto. È stata valorizzata perché sapevamo che c'erano moltissime imprese che lavoravano nel settore. Abbiamo scoperto delle eccellenze notevoli e avremo delle dimostrazioni questa mattina, e ringrazio anche gli imprenditori che sono qui a portare le proprie testimonianze, perché è proprio in base a queste testimonianze che poi ognuno di noi avrà un bagaglio su cui riflettere e su cui investire, sapendo che a fianco abbiamo 7 associazioni provinciali, abbiamo una federazione regionale e pungolando abbiamo anche una Confartigianato nazionale. Dico pungolando perché i problemi che abbiamo noi non sono uguali dappertutto. In questi giorni c'è qualche problemino in casa veneta, che era già nell'aria da tempo, e a me dà abbastanza fastidio che i media si accaniscano contro il Veneto, ma per un motivo molto semplice, perché le altre regioni sono già passate, qualcuna è ancora dentro pesantemente, quindi che nessuno si lavi la bocca, perché io personalmente, non so voi, ma credo di sì, io sono orgoglioso di essere veneto e non devo avere paura di nessuno. Il mito del nord-est non l'abbiamo creato noi ci abbiamo messo la testa, quindi l'ingegno, le mani e il cuore,
Il mito del nord-est l'hanno creato fuori, i media o chi è venuto a studiare per imparare cosa fa il Veneto. Ora, passare dal mito del nord-est a quello che sta succedendo solo perché qualcuno non ha ancora provato dalla magistratura, è solo una fase iniziale, solo perché qualcuno si è comportato male, io non mi ritrovo nella maniera più assoluta. Per i due fatti importanti. Primo, perché non mi risulta che imprese artigiane paghino tangenti per accedere agli appalti. E allora, a noi chiedono, quando andiamo a prelevare 1.000 euro, no, 999, perché sennò si scatta immediatamente la segnalazione. Poi scopriamo che qualcuno si può permettere di avere 170 milioni in nero per pagare le tangenti. C'è qualcosa che non funziona. Si fa la lotta all'evasione. Ciao Elena, ben arrivata. Oh, allora, mi sto intrattenendo io. Adesso l'ultima trovata per l'evasione è il POS. Bellissimo strumento tecnologico, ma proprio nella direzione che dicevamo noi. Ma io mi vedo di andare da una pensionata o da una famiglia normale a fare un intervento sulla caldaia o all'interno dell'abitazione e poi quando si tratta di pagare tiro fuori la mia bella macchinetta e dico signora, lei deve pagare quel POS. E che è il POS? Cioè, queste sono le cose che ci stanno facendo ridicolizzare nel mondo. Non il resto. Su questo cerchiamo di ottenere, io sono arrivato a dire anche consiglio di non usarlo. Mi troverò un avviso di garanzia, spero di no. Però attenti, perché non è quel tipo di disobbedienza civile che qualcuno sta andando girando a dire che bisogna fare. Sono queste le cose. Non applicare le demenzialità. E questo è uno strumento demenziale. Se tutti lavoriamo per questo, sono convinto che come abbiamo portato a casa un risultato eccellente anche sul Sistri, che è partito dal Veneto, non dal resto dell'Italia, perché altri hanno paura di intervenire. Non bisogna disturbare il manovratore o farsi vedere che si è in disaccordo su alcune... No, noi stiamo qui per difendere le imprese. Le nostre associazioni sono lì per difendere le imprese. E l'obiettivo nostro è questo, di alzare la voce anche laddove riteniamo che alcuni provvedimenti non vadano nella direzione giusta. Allora, siccome da noi il bicchiere è sempre mezzo pieno, lasciamo la parte mezza vuota a qualche altro, l'obiettivo di oggi è dire noi ci crediamo, ci siamo, vogliamo investire, troveremo poi le formule, ma vogliamo soprattutto dare continuità alle nostre famiglie e alle nostre imprese. Credo che questo sia il vero obiettivo e quando parlo di continuità dico che un po' di marginalità. Allora sentivo, e chiudo, che il presidente dei giovani industriali oggi diceva, o ieri, ma l'ho sentito stamattina, che le aziende che delocalizzano devono essere espulse da Confindustria. Ho paura che resteranno senza soci. Anche perché se è vero che buona parte delle aziende iscritte a Confindustria sono iscritte anche a Confartigianato, le nostre le salviamo perché ce le portiamo di qua. E le loro? Forse resta Eni, Enel, ospedali, cioè il pubblico. E fa bene, sapete, qualcuno di Confindustria a cominciare a porre veramente la questione di etica e di moralità e di non sostenere quelle aziende che per avere maggiori profitti vanno all'estero. Perché buona parte di 170.000 lavoratori che si continua a dire sono in disoccupazione in Veneto hanno una provenienza. Qualcuno perché
ha chiuso veramente in difficoltà. Altri perché hanno venduto le aziende ai fondi stranieri, acquisito know-how, hanno preso il camper e sono andati dove la manodopera costa decisamente meno. Altri perché hanno fatto scelte meno legate all'etica e più legate al profitto. È doveroso guadagnare, è sacrosanto guadagnare, se no l'impresa non regge, anche perché bisogna far fronte agli impegni. Ma lavorare, guadagnare, speculare sulla pelle degli altri credo sia ingiusto. Quindi avanti col digitale, che non è solo TV, ma è qualcosa di più della TV, e avanti soprattutto con la voglia e l'orgoglio di essere non solo veneti, ma anche artigiani. Buon lavoro a tutti.